Siamo qui con la professoressa Virginia Kaladic, presidente della FIDAE Veneto, per chiederle qual è l'importanza del progetto Sicur FIDAE, il progetto portato avanti dalla rete di questi 11 istituti scolastici cattolici. Beh, sicuramente è un'opportunità di lavorare insieme e di lavorare tenendo presente tutti gli ordini di scuola, perché è un progetto che si snoda verticalmente dall'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. È un'opportunità appunto per gli 11 istituti con 29 tipologie di scuole al suo interno che si stanno misurando su questo progetto di sicurezza come prevenzione, come formazione, come educazione ad un uso corretto degli strumenti, partendo anche dagli strumenti multimediali, internet, l'uso delle varie tecnologie, fino alla sicurezza sulla strada, la sicurezza in un ampio respiro. Visto che siamo qua, volevamo anche approfittare un attimo della sua presenza e disponibilità per chiederle, a proposito della situazione attuale della scuola paritaria in Veneto, si parla molto di crisi, anche come influisce questo anche sulle nostre scuole e in che modo si cerca anche di intervenire. Sì, ecco, siamo in dialogo costante con la Regione Veneto per trovare delle opportunità, delle soluzioni, c'è disponibilità, c'è apertura, però sicuramente un dato che oggi è un dato di fatto, ci sono poche risorse. Noi chiediamo come scuole paritarie sia a livello veneto ma anche a livello nazionale di poter passare dal contributo volontario a un finanziamento certo, anche minimo ma certo, e su cui le nostre scuole possono misurare e sapere fin dove possono arrivare, perché la crisi sta arrivando nelle famiglie, sta arrivando nelle nostre scuole, sta arrivando dappertutto. Perciò dobbiamo dare delle opportunità e delle risposte per garantire la libertà di scelta. Bene, allora noi ringraziamo il presidente FIDAE Veneto, la professoressa Kaladic, e le diciamo arrivederci al Barbarigo. Grazie. Grazie.